Attenzione, le RSU insieme ai segretari territoriali indicano lo sciopero alle ore 9. Tutti sono pregati di recarsi al punto di raccolta. L'annuncio dall'altoparlante dello stabilimento una manciata di minuti prima delle 9. Poco dopo i circa 200 lavoratori in turno all'ACC escono dalla fabbrica. Lo sciopero proclamato d'urgenza dalle organizzazioni sindacali è la risposta inevitabile alle indiscrezioni prima, ai comunicati ufficiali poi che il Mise per bocca della vice ministra Todde consegna alle agenzie di stampa nel tardo pomeriggio di ieri, che smentisce il contenuto del verbale della riunione di venerdì scorso, nel quale nero su bianco si legge che il ministro Giorgetti ha presentato l'emendamento all'articolo 37 del decreto sostegni per consentire ad ACC di accedere alle risorse di cassa tramite la SACE. C'era un impegno del governo di far sì che l'emendamento fosse inserito e che quindi i soldi arrivassero in anticipo. E quindi noi non vogliamo essere presi in giro. Non si può cambiare idea, questo balletto ignobile sulla pelle dei lavoratori e delle lavoratrici. Alla chiamata rispondono tutti, volti stanchi e sfiniti quelli delle tute blu. Dov'è il modello Corneliani annunciato dal ministro Giorgetti? In quale lista stanno gli investitori annunciati dal presidente Zaia? Basta i fingimenti, basta false promesse. Abbiamo bisogno di risposte. Qui la fabbrica a giugno è chiusa. Difficile non comprendere la rabbia per un'azienda che, pur in amministrazione controllata, ha reso noti risultati a doppia cifra. Ma com'è possibile, dottor Castro? A maggior ragione mi taccio. Troppo delicata la posizione del commissario straordinario per rispondere, ma lui e tutte le maestranze sono gli artefici in questi mesi di un lavoro eccellente, forse troppo per qualcuno, e quindi si scende in strada di nuovo. È l'ennesimo sacrificio che vi chiediamo, ma è l'ennesimo sacrificio che dovete fare tutti, perché qui il 2 giugno, adesso si può dire, no? Il 2 giugno qui chiudiamo, ragazzi. Qui chiudiamo il 2 giugno, A noi mancano i soldi, non mancano le idee, non manca qualcuno che ci dia le pacche sulle spalle, mancano i soldi, quello ci serve. E quindi abbiamo bisogno di una politica proprio di 2 soldi, come si faceva una volta. L'appuntamento, l'ennesimo per i lavoratori alla Rotonda di Melle, che è diventata il luogo simbolo di una battaglia che ormai ha i giorni contati. Mancano i rappresentanti istituzionali, tutti, e la loro è un'assenza che brucia in un territorio che ad ACC deve molto.